Momento positivo per Forza Italia che in Sicilia sta già guardando alle europee e i nuovi adepti, Cancelleri e Chinnici, rientrerebbero proprio in questa strategia che peraltro premia l'artefice di questo nuovo corso, il governatore Schifani, per il quale si starebbe materializzando un incarico di prestigio che lo vedrebbe responsabile del Partito per il Sud. E di fatto, fino a questo momento, Schifani ha mostrato idee chiarissime e determinate, con una capacità di individuare temi che potessero fare crescere il suo consenso e gestire con fermezza situazioni di instabilità. Ma come detto, adesso si apre la partita delle europee, che già lascia intendere che Forza Italia vuole vincere e bene, calando in competizione carichi di peso. I nomi che si fanno sono quelli di Gaetano Armao, che dopo la sbandata per Italia Viva e il risultato di Renzi, non proprio lusinghiero in Sicilia, sembra pronto per un ritorno agli azzurri. E poi ci sarebbe Daniela Cardinale, figlia di cotanto padre Salvatore, esperto e lungimirante politico di lungo corso. Insomma, una casa dei moderati in cui fare confluire, lo abbiamo anticipato ieri, centristi e riformisti scontenti dalle mosse operate da Renzi, Calenda e Schlein. Ma pare che possano esserci anche grandi manovre per convergenze con DC ed MPA. Il grande centro potrebbe riprendere forma e vigore.